Direttore, un'azione concreta per venire incontro alle difficoltà che stanno attraversando i cittadini, molti cittadini. Sì, esatto, con questa iniziativa abbiamo proprio voluto fare questo, andare a intercettare chi è in momento di disagio ed evitare di metterlo nelle condizioni di esserlo ancora di più interrompendo la fornitura. Quindi il vero obiettivo di questa iniziativa è quello di intercettare chi è in difficoltà per evitare di sospendere le forniture di energia e di gas. Per accedere a questa opportunità il sistema è complesso o è facilitato in qualche modo da anche una vostra particolare organizzazione? Il sistema è molto semplice, noi abbiamo strutturato un ufficio che è in diretto contatto con l'ufficio dei servizi sociali, scambiano le informazioni e nell'immediato attiva la pratica. Sì, assolutamente ringrazio Ascotrade per aver dimostrato, oltre che un occhio di attenzione nei confronti dei bilanci che sono importanti, ma in questo caso hanno saputo mettere quel lato umano di sensibilità nei confronti di una comunità che a causa del Covid è entrata maggiormente in difficoltà. Tenete conto che in città sono quintuplicate le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà, con una nuova fascia di comunità che ha delle difficoltà, e mi riferisco ai liberi professionisti, ai titolari delle attività commerciali, di ristoranti, di bar, che stanno soffrendo la pandemia in modo particolare e che oggi chiedono appunto di essere sostenuti. Con questa iniziativa amministrazione comunale ed Ascotrade si mettono a fianco dei cittadini che stanno vivendo una temporanea difficoltà, quindi un'ottima iniziativa. Ringrazio l'assessore Tessarolo e tutto il settore servizi sociali, perché sta affrontando davvero un'emergenza epocale da un punto di vista anche dei numeri, ma ringrazio Ascotrade perché si dimostra una best practice a livello locale che ci fa capire che si può avere grande attenzione ai bilanci, ma soprattutto grande attenzione a quelle che sono le reali esigenze della comunità. Assessore, qual è la dimensione attuale della povertà? La povertà oggi incide molto, incide soprattutto perché ci sono diverse necessità. Il primo allarme che ci viene lanciato riguarda le spese legate all'abitare, quindi affitti, pagamento delle utenze e spese condominiali in generale sono quelle che stanno mettendo maggiormente in difficoltà le famiglie. Parlo di affitti, ma parlo anche di mutui, ovviamente per chi li ha contratti, perché è vero che c'era la possibilità di sospendere, però tantissime famiglie che sono in difficoltà con il lavoro non hanno avuto magari ristori a sufficienza e quindi sono in difficoltà anche con il pagamento del mutuo. Abbiamo toccato il fondo e quindi diciamo, le situazioni di disagio si sono stabilizzate oppure sono ancora in incremento? Io credo che la situazione sia in continuo divenire. Non parlerei di toccare il fondo, nel senso che le soluzioni a mio avviso ci sono. L'importante è battere le strade giuste e oggi le soluzioni non sono in mano a un unico ente. Per cui noi come Comune stiamo lavorando molto in collaborazione con altri enti nel fronte dell'abitare, come oggi con Ascotrade, per cercare di trovare soluzioni e percorsi di lunga durata di accompagnamento delle famiglie. Ci vuole il lavoro di tutti, noi lo stiamo facendo in questo modo.